Ciao ragazzi, qui a Porto Bergamini, San Benedetto di Lugana, sono le 6:30 del mattino ed è l'ora in cui Rosella, l'ultima e credo forse anche l'unica pescatrice del lago di Garda, inizia la sua giornata. Mi subacqueo su mia buona in palla. La gioventù, dai. Bella, da quanti anni fa sto lavoro, Rosella? Più di 60. Passione di famiglia? Sì. Sono nata al vecchio mulino. Uscire al largo con Rosella è un'esperienza straordinaria, nella bellezza, nell'amenità, ma anche nelle difficoltà, perché pensate che per ritrovare le reti che lei ha messo fuori ieri sera siamo andati in giro per più di mezz'ora. Una volta sono partita, c'era foschia col campanile, l'avevo messo giù là. Mi sono trovata in testa alle grotte di Signore. Le grotte di Catullo, a Sirmione? Madonna signora. Uno che mi ha tanti strumenti, vero? Abbia pure io. Ho fatto la quinta elementare e via in barca. A 14 ho fatto la licenza. Quest'inverno ne ho 74 e ce l'ho ancora. Avete presente la canzone di Battisti, parlare con un pescatore per ore ed ore? Io ho avuto la fortuna di farlo con non un pescatore ma una pescatrice, e Rosella al largo mi ha raccontato alcune parti della sua vita veramente toccanti, una vita tutt'altro che semplice. E penso che io ho 23 anni, mi sono sposata e dopo 80 giorni sono rimasta vedova di un incidente stradale. Io avevo 23 anni, mio marito aveva 27. C'erano anche due incidenti, sono stata in coma 3 giorni, mi ha dato l'organo sangue. Ero in principio la gravidanza, dopo 7 mesi è nata la bambina, col figlio di là. È stata una passeggiata, E lei ha mantenuto la sua famiglia facendo la pescatrice? E sono salita in barca ancora con mio papà, che era appena nata la mia bambina. Sono passati 50 anni, il 5 ottobre. E sono ancora in barca che tiro sulle reti. Dopo 12 anni mi sono risposata un'altra volta. Ho dato il più buon ragazzo della zona, che faceva il pescatore. Lui andava sul lago con suo papà e io con mio papà da giovane. E dopo 8 anni in barca, fermato il motore, Rosella sto male, basta bere morto. È 30 anni che vado via da sola. Lei non ha mai paura a uscire da sola? Lavorare in barca, lavorare nella mia cucina è tanto uguale. Finché mi sento da farlo lo faccio, dopo basta. Oh, che bello. Ah, che bello questo. Questo è proprio bello. Ma quest'anno come Corregoni non mai più quest'anno. C'è il lago, c'è la passione per la pesca tramandata dal papà e ci sono dei valori saldi attorno ai quali ha costruito la sua vita e attorno ai quali ha costruito anche l'educazione della sua famiglia. Che vuol fede? Vedi la speranza, la forza dell'amore per tutto quello che ci circonda. Questo è un lavoro così. Guardi che tutte le cose brutte che ci sono tutti soldi. Non sono mai contenti, qualcuno. Si contenta voi. Adesso andiamo a caccia di tinche. Andiamo a caccia di tinche. Mamma mia. Tiene una. Bene che lo scappano via. Ah, è bella, cavallo. Aspetta, che non mi scappa. Che vigila che vuoi. Che grande, quanto sarà? Un par di chili? Ah, sai? Ma che roba c'ho. Allora, Eccola. ah, ben bene. Ok. Guarda c'ho. Questa è un po' più piccola. Un po' più piccola, sì.
3 kg. Vediamo. Che roba. Quant'è? 3 kg. 3 kg e 2? Sì. Porca boia, però. Bella, 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 bella. E 3 kg sono queste due. 6 e 4, E adesso Rosella? Vado a fare la nonna. Hanno sistemato i miei pesci. Insomma ragazzi, quella di Rosella è stata una storia vera che ho voluto proprio raccontarvi con grande piacere. Sono storie che fanno bene anche alla nostra vita. Ciao, continuate a seguirmi, mi raccomando.